Dopo il rischio affondamento 5 miglia a largo di grado, la paura e lo shock per gli 81 passeggeri più membri dell'equipaggio, tutti tratti in salvo, oggi è il momento dell'analisi dell'accaduto alla motonave Audace, l'imbarcazione armata dal veneziano Pier Filippo Vidali che garantiva il collegamento Grado Trieste per conto di APT Gorizia dal tardo pomeriggio di ieri trainata a Porto Nogaro in un apposito bacino. L'imbarcazione è sotto sequestro giudiziario per gli accertamenti del caso. Il PM di turno De Bortoli ha già aperto un fascicolo, ma le prime foto scattate alla chiglia dello scafo non sembrano evidenziare falle evidenti. Io chiaramente sono andato là sul posto, volevo ribadire che la barca è arrivata in cantiere con i motori accesi, non è più che altro ribadire, nel senso quello che ho visto. Da un primo esame non capisco, poi chiaramente dall'esterno, sai, da distante è difficile fare un'analisi. Bisogna che i tecnici facciano le loro verifiche. Da un primo esame non sembra che ci siano all'apparenza falle. L'armatore ha ribadito a più riprese che l'Audace, pur avendo la prua molto appesantita dalla presenza di acqua, è arrivata in porto trainata con rimorchiatore e con i motori diesel in funzione. Si era allagato il gavone di prua completamente. Chiaramente è strano perché quando c'è un buco è evidente, no? Entra da lì, quindi a posto. Quando invece hai tutto un gavone pieno di acqua e poi tirano sulla barca e di acqua non ne esce, cioè vuol dire che come è entrata dovrebbe uscire, no? Invece non è uscito niente. Intanto sul caso interviene Assoutenti che chiede risarcimenti in favore dei passeggeri coinvolti. Si tratta di un incidente grave che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche, spiega il presidente Gabriele Melluso. In attesa che siano accertate le cause che hanno determinato l'episodio, è evidente che gli 81 passeggeri coinvolti debbano essere risarciti per i danni morali e materiali subiti e per il pericolo che hanno corso sul fronte della sicurezza e della propria incolumità. Chiesto alla PT di Gorizia di aprire un tavolo di confronto con Assoutenti volto alla definizione di indennizzi automatici in favore dei viaggiatori presenti sulla motonave Audace. L'Associazione dei consumatori ha offerto assistenza legale a tutti i passeggeri coinvolti tramite un'area dedicata sul proprio sito web.